I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 12 tonnellate di tabacchi, lavorati esteri, sigarette di contrabbando trovate all'interno di un auto articolato con targa bulgara, sottoposto a controllo nei pressi del casello autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. In particolare, nel corso dei controlli anticontrabando e anticontraffazione, una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ha sottoposto a controllo il mezzo di trasporto, procedendo all'identificazione del conducente. Quest'ultimo, agli occhi degli operatori, appariva particolarmente agitato e insofferente. I militari hanno effettuato pertanto un'accurata ispezione del mezzo con l'ausilio del cani contrabbando Arca, che ha segnalato la presenza di materiale illecito. La successiva ispezione ha portato al sequestro del mezzo, trovando nascoste un carico di copertura di 45.000 stecche di sigarette, riportanti in particolare il marchio Merit, che nonostante riproducessero quasi fedelmente le caratteristiche delle confezioni originali, risultavano essere contraffatti. I tabacchi lavorati esteri, per un peso complessivo di 12.150 kg, sono stati prontamente sottoposti a sottosequestro, impedendone l'immissione sul mercato nero nella città, che avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 2 milioni di euro. Il corriere, di nazionalità bulgara, è stato arrestato per i reati di contrabbando e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti e condotto nel carcere Pagliarella a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto è stato convalidato al Tribunale di Palermo, disponendo l'applicazione per l'indagato nella misura cautelare della custodia in carcere. Continua senza sosta l'attività della Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti per la tutela della sicurezza economico-finanziaria dei cittadini e della concorrenza, mantenendo costantemente alta la guardia rispetto ai fenomeni illeciti utilizzati per finanziare le associazioni criminali locali.